Bentrovati ad Anteprima Corner, il bilancio del fine settimana calcistico, un bilancio che certamente sorride al Palermo e anche al Messina, considerato che hanno portato a casa le vittorie, il Palermo in Serie B, il Messina in Lega Pro, mentre invece continua a stentare il Catania nel campionato di Serie C, il Trapani cade ancora in trasferta. Questi i temi della puntata di oggi di Anteprima Corner, che cominciamo andando a vedere quelli che sono stati i risultati e poi vedremo anche la classifica di questo turno alla 16ª giornata. I risultati dunque che in grafica andiamo a vedere ci mostrano come il Trapani sia caduto contro l'Altamura sul campo di Bari al San Nicola, poi ancora Benevento e Cerignola 1-1, Foggia Crotone stesso risultato 1-1, il Latina ha battuto il Picerno 2-0, il Catania ha pareggiato in casa con la Cavese per 1-1, Casertania e Potenza 0-0, Juventus Next Gen Taranto 2-1, Turris 1, Messina 2, una vittoria importante per il rilancio del Messina nella zona salvezza. Poi in programma oggi Monopoli, Avellino e Sorrento Giuliano. La classifica provvisoria chiaramente in attesa delle ultime due partite, il Benevento in testa con 34 punti, Cerignola 30, il Monopoli segue con 28, poi Crotone e Potenza 26, Avellino e Picerno così come il Catania 25, Trapani 24, stessi punti del Giuliano e del Sorrento. L'Altamura è fermo, anzi sale a 22 punti, la Cavese 21 punti, il Foggia 18, la Casertana 17, così come il Latina, a 16 il Messina che è ancora dentro la zona play-out, Turris 11, Juventus Next Gen ancora con 11 punti, il Taranto, fanalino di coda, penalizzato di 10 punti e a 3. Cominciamo dal Catania, come sempre facciamo in queste circostanze, il Catania che ancora una volta è stato beffato in casa, stavolta la Cavese ha raggiunto i rossoazzurri nel finale, e allora cerchiamo di capire quali sono i motivi per cui questa squadra, la squadra di Toscano, non riesca a trovare un ritmo giusto, una certa continuità e soprattutto continui a stentare nelle partite casalinghe contro formazioni medio-piccole. Per cercare di dare delle risposte a questi quesiti ci colleghiamo adesso con Alessandro Vagliasini. Buon pomeriggio Alessandro. E allora, che cosa succede a questo Catania? Ma Angelo, io farei un ideale punto di collegamento tra la partita Catania-Benevento del 3 settembre e la partita Catania-Cavese di sabato pomeriggio. Il protagonista che accomuna queste due partite è lo stesso, cioè Stefano Sturaro. In quella Catania-Benevento 1-0, che era la prima al Massimino dei rossoazzurri, e possiamo definirla in qualche modo la partita dell'illusione, Stefano Sturaro salvò il risultato, il vantaggio di 1-0 grazie a Carpani, con un salvataggio sulla linea nel finale sulla conclusione di Manconi del Benevento. 8 partite casalinghe dopo, cioè sabato, il Catania sciupa con lo stesso giocatore al 93 minuto l'occasione per vincere la partita e salire su questo treno già in corsa che riguarda la parte alta della classifica, perché alla vigilia di Catania e Cavese i risultati delle altre squadre che insomma azionano nella parte alta della classifica erano favorevoli al Catania e dovevano incrociarsi necessariamente con la vittoria del rossonero. Quindi da Sturaro a Sturaro abbiamo una rappresentazione di quella che era un'illusione, era una illusione ed è diventata delusione. Quindi adesso, anche in continuazione di quella che è stata la reazione a fine partita con la furiata del direttore sportivo di Reggiano, tutta la squadra radunata a testa bassa nello stanzone della zona mista della sala stampa del Massimino, ci fa capire che questo pareggio è un risultato che ha un impatto molto negativo anche alla luce appunto della reazione di Faggiano, perché è la testimonianza dei limiti soprattutto caratteriali di questa squadra, che nei momenti topici della stagione non riesce a centrare il risultato pieno e quindi rimanda domenica dopo domenica l'appuntamento
con questa crescita che di fatto e in concreto e in maniera continuativa non arriva mai. Queste sono le considerazioni, diciamo, più immediate. Tutti gli altri aspetti, quelli tattici, stasera sicuramente ci soffermeremo. Lasciami dire comunque, Angelo, che anche la partita interna con la Cavese è stata caratterizzata in negativo da un errore arbitrale, perché lo vedremo meglio stasera. Il gol dell'attaccante Fella della Cavese nasce da una posizione di fuorigioco che non è stata rilevata dalla specifico dall'assistente piazzato sotto la tribuna B. È chiaro che questo non va a costituire un esimente in assoluto per la prestazione scialba del Catania, specie nel secondo tempo, però oggettivamente questi sono errori arbitrali che hanno un peso decisivo, perché se l'assistente avesse segnalato il punto, oggi probabilmente staremmo parlando di tutt'altro e non della storia di Sturaro. Alessandro, però non può essere soltanto Sturaro. Adesso faccio chiaramente l'avvocato del diavolo, la causa. C'è l'emblema di questa squadra. Ecco, esatto, perché Sturaro è il simbolo di questa squadra, nel senso che è stato il protagonista di quei due episodi, ma dietro Sturaro ovviamente c'è il Catania. Quindi l'illusione e la delusione sono ovviamente aspetti che riguardano tutta la squadra del Catania. Alessandro, sentiamo Toscano che cosa ha detto nella post partita. Un Toscano che nelle ultime settimane sembra essere un po' troppo, come dire, ripetitivo in alcune sue analisi della partita, perché sanno chiaramente il gruppo tecnico, il gruppo giocatori che va fatto qualche cosa, ma che cosa si sta facendo realmente poi per migliorare questo atteggiamento in campo della squadra? Sentiamo comunque Toscano. Una squadra che vuole essere ambiziosa, là con i denti si porta a casa questa vittoria. Dobbiamo recuperare il prima possibile tutto l'organico, abbiamo avuto mai tutto l'organico a disposizione. Adesso il rientro anche di Sturaro ci dà altre energie, De Rose sta recuperando e ci dà altre energie per le sue caratteristiche e recuperare il più possibile i giocatori che ti danno ritmo, ti danno energia, ti danno fisicità, quella è la cosa più importante. E poi sulla testa capire che è un aspetto che ti porta e ti leva punti, quindi una squadra ambiziosa deve crescere da questo punto di vista. Problema di testa, dice Toscano, l'ha ribadito più volte nel corso diciamo delle interviste rilasciate soprattutto nel post gara, nel dopo partita. Evidentemente però questa squadra non ha ancora risolto, non ha trovato la soluzione alla concentrazione, a quello che evidentemente serve per fare quel salto di qualità, considerato che poi le squadre medio-piccole, come abbiamo sottolineato in apertura del nostro collegamento, sì, sono abili a chiudersi molto bene, a lasciare davvero poco spazio al Catania, e quando il Catania trova quelle occasioni e non riesce a trovare la giusta determinazione, vedi Sturaro, ma vedi anche Inglese, perché c'è stata una buona possibilità anche con Inglese qualche momento prima dell'occasione di Sturaro, allora lì che forse serve la crescita ulteriore, questo step che manca e che continua a mancare al Catania in questa stagione. Alessandro. Angelo, andiamo poi nello specifico, e stasera lo vedremo meglio durante Corner. Il Catania in 9 partite interne ha realizzato la miseria di 7 gol. Questo credo che sia assolutamente emblematico di quali siano le difficoltà del Catania in questo genere di partite. E quindi è un problema sicuramente di soluzioni offensive, perché tolto Inglese e Stoppa, che in queste ultime partite è andato a segno con regolarità, il Catania non riesce assolutamente a trovare delle soluzioni diverse per quanto riguarda le partite casalinghe. Questo penso che sia l'aspetto più significativo. Se sei d'accordo, visto che abbiamo parlato di Stoppa, andiamo a vedere certo, di questa settimana, che chiaramente è Matteo Stoppa. Matteo Stoppa in graspolvero nel primo tempo, poi anche complice un problema fisico, è calato nella ripresa e con lui tutto il rendimento offensivo del Catania. Chiediamo allora alla grafica di mettere il top del match.
Sì, che insomma conferma la crescita di questo ragazzo classe 2000, nativo di Biella, che ha messo a referto finora 16 presenze, 3 gol e 2 assist, ha sottoscritto col Catania un contratto fino al 30 giugno 2027 e della sua vena realizzativa c'è conferma sul dato che vedete alla destra del teleschermo, che attesta come stoppa con la maglia del Novara Primavera a 17 anni. È stato capocannoniere del campionato di Primavera 2 realizzando 16 reti. Beh, certamente il giocatore lì davanti nel settore offensivo, quello più brillante, quello che ha, diciamo, quella freschezza che lo porta poi sempre ad essere pericoloso, cerca sempre la conclusione, anche dalla distanza, anche da fuori, e poi nell'uno contro uno stoppa. Mi pare di poter dire che in questo momento sia il giocatore che dà quella supremazia territoriale al Catania, perché salta con una certa facilità il diretto avversario. Certo non può bastare soltanto lui però per risolvere i problemi in avanti della squadra di Toscana. Sì, è vero, e possiamo anche comunque dare merito a Toscano di avergli dato una zona di campo più congeniale alle sue caratteristiche, perché gioca da unico trequartista alle spalle dei 2 attaccanti ed è in grado in quella zona del campo di spaziare, appunto di dare libero estro alle sue giocate, che risultano in queste ultime partite sempre decisive per le realizzazioni del Catania. Alessandro, non ti chiedo tantissimo sul Taranto, ne parleremo stasera ovviamente, che è il prossimo avversario del Catania, Taranto che è ultima in classifica, che però certamente non farà la vittima sacrificale nonostante arrivi il Catania, quindi anche lì bisognerà fare attenzione in qualche modo. Ma tutte le partite di Serie C richiedono un'attenzione specifica, che si chiami Taranto, che si chiami Benevento. In questo il Catania ha difettato perché in tante circostanze non è stato all'altezza della determinazione e della cattiveria agonistica per l'intera partita per venire a capo dell'avversario di turno. Se vedi la classifica ti sembra una partita semplice, se vedi Catania Cavese può diventare una partita per il Catania complicatissima, come l'è stata quella di sabato nel corso del secondo tempo. D'accordo, grazie allora Alessandro, noi ci fermiamo qui almeno per il momento, ci vediamo stasera, approfondiremo questi temi ma ne approfondiremo anche altri chiaramente assieme ai nostri ospiti, contributi grafici, e faremo vedere alcuni episodi della Moviola che in qualche modo diciamo, non dico che faranno cambiare opinione sulla partita, però certamente su quello che in questo momento è anche il livello degli arbitri in Serie C, perché molti errori si ripetono soprattutto sulle chiamate dei fuorigiochi, su delle ammonizioni che andrebbero fatte che poi non sono fatte. Insomma, discuteremo anche di questo, senza però dire che il problema del Catania sono gli arbitraggi. Attenzione, questo è lontano da noi. Grazie allora ad Alessandro Vagliasindi. A più tardi. Adesso ci fermiamo, una piccola sosta, attiviamo il collegamento con Palermo per salutare il ritorno alla vittoria della squadra di Dionisio. Lo faremo con Marco Gullà. Rieccoci di nuovo insieme per Anteprima Corner. Come anticipato è il momento di parlare del Palermo che finalmente è tornato alla vittoria. Torna il sorriso in casa rosanero, anche perché questa vittoria arriva contro una squadra di alta classifica. Buon pomeriggio a Marco Gullà. Buon pomeriggio Angelo, sì, buon pomeriggio a tutti. È arrivata questa vittoria che sicuramente è un successo, diciamo, anche fondamentale per questa squadra, per il Palermo. Perché? Per diversi aspetti. Uno sicuramente perché ha battuto, come hai detto tu, lo Spezia, che era secondo in classifica, aveva la migliore difesa del campionato e soprattutto era una squadra ancora imbattuta. Ecco perché comunque la vittoria di ieri del Palermo al Barbera ha sicuramente un notevole, soprattutto anche possiamo definirlo una sorta anche di riscatto verso un campionato che fino adesso è stato anonimo. Pur vero che
attenzione, lo ha detto anche Dionisi, che poi ascolteremo successivamente, Palermo in questo momento non ha fatto, insomma, la storia con questa vittoria, però certamente ha sterzato, ha svoltato anche su un rendimento casalingo che fino adesso non è stato brillantissimo. Il Palermo con la vittoria di ieri ha soltanto vinto 2 volte al Barbera, la possiamo vedere con qui la classifica che fino alla partita di ieri vedeva il Palermo addirittura fuori dalla zona playoff. Il successo sullo Spezia gli ha consentito di scavalcare alcune squadre, di essere lì, di galleggiare anche nella zona medio-alta della classifica, anche se comunque le distanze dalle prime 2 sono ancora abbastanza siderali, più 13 sul Sassuolo, meno 13 dal Sassuolo e soprattutto anche meno 10 dal Pisa, quindi diciamo che ancora il campionato del Palermo, se davvero deve brillare, ha bisogno di ulteriori successi, però la prestazione di ieri contro una squadra solida come lo Spezia è stata assolutamente positiva in tutti i reparti. Marco, allora se dobbiamo... sentiamo Dionisi e poi torniamo alle considerazioni e ci proiettiamo sul prossimo match. Sentiamo il tecnico del Palermo. La squadra mi è piaciuta, poi è importante che anche i difensori partecipino alla fase offensiva, come del resto gli attaccanti hanno partecipato tanto alla fase difensiva. Mi ricordo nel primo tempo un recupero di Insigne sotto la nostra panchina, quindi negli ultimi 20 metri laterale, che non ha permesso allo Spezia di attaccare, ha permesso a noi di riattaccare. Questi sono i segnali che voglio vedere, questi sono i segnali dei quali ha bisogno la squadra, quindi se la squadra fa prestazione, riesce con la terza prestazione a ottenere il risultato, poi per me fa poca differenza chi fa gol, chi fa assist, chi fa prestazione da 8 e da 6, l'importante è che la squadra giochi, si riconosca e mantenga un equilibrio di squadra sempre. Le parole di Dionisi, sicuramente soddisfatto per il risultato, per la prestazione. Adesso immagino in casa Palermo si punti a trovare equilibrio, continuità nella prestazione e soprattutto nei risultati, che fino adesso sono stati un po' così, a singhiozzo. Sì, assolutamente sì, Angelo, manca la continuità a questa squadra che è stato un po' anche il tallone d'Achille delle vecchie stagioni, non soltanto in questa, anche nella stagione addietro il Palermo ha sempre peccato nella continuità, nel rendimento, insomma, che gli permettesse poi di inanellare 3, 4, 5 risultati utili, vittorie proprio consecutive. La prossima tappa è decisamente alla portata del Palermo, perché il Palermo giocherà sul campo della Carrarese, fuori casa, Carrarese che tra l'altro ieri è stata sconfitta ampiamente dalla Salernitana, quindi potrebbe essere chissà anche la strada giusta, quella che il Palermo ha imboccato ieri, per inanellare 2, 3, anche 4 vittorie consecutive che possono anche cambiare un po' in parte il campionato e soprattutto l'identità di questo campionato. Ovvio, Angelo, che noi stiamo parlando, devono parlare però i fatti, ovvero il campo, quindi stiamo parlando soltanto di quello che potrebbe essere e che ancora non è stato. Un'ultimissima proprio sul caso Brunori. Brunori ieri non ha giocato, non è stato schierato, credo che ormai sia molto molto distante dall'orbita, dal mondo Palermo, e per gennaio presumibilmente il calciatore verrà ceduto. E quindi grazie per questa ultima notizia che ci dai, a conferma, diciamo, del fatto che c'erano dei segnali negativi che arrivavano in questo rapporto tra il Palermo e Brunori, nonostante le rassicurazioni che ci sono state nei mesi scorsi. Grazie a Marco Gullà, ci ritroviamo nei telegiornali per seguire il Palermo, facciamo un'altra sosta, dopo torniamo a parlare di Serie C con Messina e Trapani. Torniamo alla Serie C, torniamo dunque al campionato di Lega Pro con le prestazioni di Messina e di Trapani, entrambe in trasferta, una vittoria e una sconfitta. Partiamo dalla vittoria, quella del Messina. Sergio Colosi e il Messina che forse, non dico non ti aspetti, però nei momenti difficili di questa squadra riesce quasi sempre poi a ricompattarsi, a ritrovare uno spirito di squadra, la voglia che trasmette con ogni probabilità il suo allenatore a questi giovani ragazzi, giovani e anche meno giovani, perché non ci sono soltanto giovani nel Messina, però sono 3 punti quelli di ieri che valgono doppio contro la Turris. Angelo, un saluto a tutti i nostri telespettatori. Sì, era una partita
difficile, resa ancora di più tale dal gol in apertura che è stato realizzato al 6° minuto da Casarini. Però il Messina è una cosa che non gli riesce abitualmente, spesso è stato rimontato, invece questa volta la rimonta l'ha effettuata, e c'è stato l'episodio positivo che è stata l'autorete da parte di Cocetta, che poi ha completato la sua prestazione negativa con l'espulsione. Però dopo qualche minuto il gran calcio di punizione dell'attaccante Anatriello, che ha realizzato il 2-1. A quel punto il Messina nella ripresa ha giocato abbastanza bene, ha avuto 3 occasioni per chiuderla, la Turris non pervenuta. In occasione poi c'è l'episodio, quello che concede sempre la difesa del Messina, che è quello del calcio di rigore, che poi però è stato sbagliato dal capitano della Turris Esempio. E poi sono rimasti in 10 da lì a poco i giocatori campani, e il Messina ha avuto a quel punto la vittoria più che mai al suo attivo, una vittoria che ritorna dopo 9 mesi. Pensate che il Messina non vinceva in trasferta dal scorso campionato, dal 2 marzo, un 3-1 sul Brindisi, ed è una vittoria importante perché in palio c'era questo scomodo terzultimo posto. Davanti gli avversari cominciano a camminare, il Latina ha vinto, dietro ha vinto la Juve Next Gen, per cui c'era necessità di punti, e sono arrivati nella partita meno prevedibile sotto questo aspetto, e questo è il gol decisivo da parte di Anatriello, 6° gol con il Messina, valore aggiunto di questa formazione in prestito dal Bologna, per un ragazzo che ha dei numeri per poter ben figurare anche in futuro in altri campionati. Sergio, prima di salutarci, Sì. Diamo un'occhiata a quello che sarà la sfida della prossima settimana. Mancano 2 giornate al completamento del girone d'andata. Il Messina affronterà in casa sabato prossimo alle 17:30 il Foggia degli ex Emmausso e Zunno, che l'anno scorso con il loro gol hanno costruito la salvezza, e poi ci sarà la trasferta a Biella contro la Juve Next Gen. 2 scontri salvezza molto importanti per la squadra del tecnico Giacomo Monica. Non posso non chiederti qualcosa a livello societario, ci sono dei movimenti, ci sono delle indicazioni a proposito della cessione del pacchetto di maggioranza? Potrebbe essere la settimana decisiva, però ancora non si muove nulla di concreto, di ufficiale, per cui non resta che attendere. Le notizie che arrivano dal club belga di Serie B che detiene questo Invest Group non sono positive sotto questo aspetto, però il presidente Schott ha firmato il preliminare, vediamo che ne sarà, perché questo diventa comunque un passaggio fondamentale, perché al di là dei 3 punti con la Turris il Messina ha dei problemi seri che rimangono. Allora, grazie anche a Sergio Colosi per grazie a te, Angelo, buon pomeriggio. Grazie a te, ci ritroviamo chiaramente nel corso della settimana con i telegiornali, poi invece ci ritroveremo con Anteprima Corner la prossima settimana lunedì. Vedo già sui monitor di servizio Franco Cammarasana. La domanda, buongiorno, buon pomeriggio a te. Franco, non ti sentiamo, ma magari cerchiamo di fare in modo che di poter sentire la voce di Franco. La domanda che viene in questo momento a tutti gli addetti ai lavori viene in mente: qual è la posizione attuale di Aronica? Di Aronica, sì. Perché a questo punto credo che in discussione ci sia sia il tecnico sia il direttore sportivo che questa squadra ha costruito in estate assieme ad Aspio Torrisi. I risultati non sono quelli sperati, il Trapani soprattutto in trasferta sta andando molto male, ha perso le ultime 3 trasferte, su 4 trasferte ne ha perse 3, le ultime 3. Non è un incedere da una squadra che punta in alto. La storia insegna che per vincere i campionati bisogna fare punti in casa, ma soprattutto vincere in trasferta. Finora il Trapani vittorie fuori casa ne ha racimolate soltanto 2. Sabato la vittoria la sconfitta
di Bari con l'Altamura. Era una partita chiave in vista del scontro diretto con la capolista di domenica prossima col Benevento, che fra l'altro ieri ha fatto un mezzo passo falso in casa col Cerignola, e quindi non ha allungato ulteriormente la distanza con le inseguitrici. E poi un'altra cosa importante che fa riflettere è il fatto che il Trapani, sì, è vero che segna tanti gol, ma ne subisce tanti. Per una squadra, ripeto, che punta in alto, sicuramente non è un aspetto molto positivo. Se prendiamo il Monopoli, ripeto, potrebbe stasera ritrovarsi dopo la gara con l'Avellino al secondo posto. È vero che ha segnato soltanto 16 gol, ma ne ha subiti soltanto 8, ed eccolo già alle spalle della vetta della classifica. In casa Granata è sicuro che si sta riflettendo, mancano 3 partite prima della sosta, prima dell'apertura del calciomercato. C'è il Benevento domenica, poi Casertana e Foggia. Sicuramente in casa Granata si sta riflettendo sia sul tecnico e sia anche, credo, su Mussere. Però sinceramente al momento non abbiamo alcuna notizia, ma che in seno alla dirigenza non si è assolutamente felici, questo è scontato, ripeto, perché la partita di sabato con l'Altamura il presidente Antonini non molti giorni fa l'aveva definito come una partita chiave in prospettiva della gara di domenica con il Benevento. Sentiamo Aronica, le sue parole dopo la partita, e poi dopo ci concentriamo sul prossimo impegno nello specifico e sul fatto che le prossime 3 partite in qualche modo determineranno le scelte, come dicevi tu, della dirigenza in un senso oppure nell'altro, perché poi sarà il momento in cui, se si deve intervenire, si deve assolutamente intervenire con la riapertura anche della campagna trasferimenti, quella di riparazione di gennaio. Ma sentiamo Aronica. Ritengo che il KO sia troppo tra virgolette pesante, perché potevamo uscire anche con un pari per quello che abbiamo creato, specialmente il secondo tempo, però mio malgrado accettiamo questo risultato che il campo ha partorito, e sicuramente c'è da lavorare, da rivedere alcune cose, perché ripeto, oggi le ambizioni erano ben diverse. Non cerchiamo alibi, oggi nel primo tempo abbiamo concesso troppo, nel secondo tempo eravamo orientati in gara e potevamo fare di più. Allora, abbiamo sentito Aronica, giudizi molto lapidari, i suoi. Certamente non si aspettava di perdere sul campo dell'Altamura, però il Trapani ha come dicevi tu, davanti una forza diciamo di impatto terrificante, dietro va in sofferenza. Allora questo mercato di gennaio che cosa potrebbe prospettare nel caso in cui insomma ci fosse anche una rivoluzione in panchina? In effetti, come dicevi tu, giustamente in avanti ha una potenzialità enorme. Ieri, per esempio, sabato, aveva iniziato bene, sempre con la difesa a 3, ma con un gioco abbastanza fluido, ma poco incisivo. Il Trapani ha degli attaccanti, primo fra tutti Facundo Lescano, che sanno, che vedono, come si suol dire in gergo, la porta molto bene, però vanno serviti, il centrocampo non è un centrocampo, è fatto di cursori, sì, bravi quanto si vuole, ma ci vuole qualcuno intanto al centrocampo che illumini il gioco della squadra. E chiaramente una maggiore copertura in difesa, perché chiaramente se fai prendere confidenza agli avversari, come è successo sabato, questi prima o poi il gol lo trovano, perché vai in avanti, ti scopri, perché devi vincere la partita e poi prendi gol in contropiede, come è successo per un paio di volte sabato scorso. Franco, quindi difesa, sì, ma soprattutto il centrocampo, a mio avviso. Sì, allora, abbiamo capito che probabilmente in mezzo al campo e in difesa servono degli accorgimenti, servono dei rinforzi. Allora, ci aggiornerai su quanto accade a Trapani da un punto di vista calcistico nei prossimi telegiornali. Ci rivediamo con Anteprima Corner lunedì prossimo. Auguro a te anche chiaramente un buon proseguimento della giornata. E noi con torniamo alle 20:45, come sempre su Telecolor. Parleremo tanto di Catania, solo di Catania, e cercheremo di capire
dei motivi di questa fase prolungata, del fatto che la squadra non riesca davvero a trovare una soluzione ai problemi accusati a un certo punto del campionato, dopo le prime giornate che sembrava andare tutto bene, poi c'è stata questa involuzione. Proveremo a capire. Grazie a tutti voi per essere stati con noi ad Anteprima Corner, chiaramente buon pomeriggio.